rinnovato dal punto di vista delle infrastrutture ma anche della riqualificazione ambientale. Direi non c'è dubbio, nel senso che le infrastrutture realizzate, Passante di Mestre, hanno dato un grosso respiro alla mobilità nell'area centrale veneta, la Pedemontana, che di prossima partenza risolverà problemi annosi nell'Alto Vicentino e nell'Alto Trevisano. Queste opere sono indispensabili per il traffico che abbiamo, però costituiscono anche una ferita per il territorio, perché è fuori di discussione che un'autostrada costituisce una ferita per il territorio. Come cerchiamo di farla accettare dal territorio, soprattutto a quelli che abitano, intanto con delle procedure di esproprio che indennizzino in maniera equa gli espropriati. Gli espropriati sacrificano la loro proprietà per il bene collettivo, però è giusto che siano adeguatamente indennizzati. E poi con opere di mitigazione ambientale che stiamo facendo. Oggi è l'inizio del passante verde, sono già stanziati e verranno realizzati in questi mesi 27 milioni di euro fra piantumazioni, alberi, dune antirumore e prossimamente verranno, e sono già disponibili, verranno impegnati altri 20 milioni di euro, quindi un intervento complessivo di 45, 47 milioni di euro per opere di mitigazione non mi sembra poco, insomma. Quando verrà consegnato questo parco alla popolazione? Cominciamo oggi a piantarlo. Io credo che tra questo autunno e il prossimo autunno, perché ripeto gli altri 20 milioni di euro noi li formalizzeremo a fine anno, ma ci sono anche i periodi per le piantumazioni, ovviamente i periodi più idonei. Io credo che per il prossimo autunno già si vedrà una configurazione del territorio un po' diversa. Ingegnere, chi transiterà sul passante, che cosa vedrà allora fra un anno? A me piacerebbe che vedesse un bosco continuo, forse non sarà così, comunque vedrà tipo le autostrade tedesche con le foreste in fianco, purtroppo non sarà così, comunque vedrà un paesaggio rurale ricostituito rispetto alle ferite che il passante indubbiamente ha provocato. Ingegnere, ma che cosa manca ora con il passante? Dopo il passante verde mi pare ci sia ancora un casello. No, ci sono due caselli che sono in procedura di approvazione da parte del CIPE, il casello di Scorzè Martellago e il casello di Dolo Pianiga. È già avviata la procedura di approvazione del processo preliminare da parte del CIPE, è attualmente all'esame della Commissione via regionale, poi andrà in via nazionale, poi alla fine andrà al CIPE. Quindi le opere che mancano sono questi due caselli più alcune altre opere minori, diciamo, già previste nel progetto definitivo, che saranno eseguite nei prossimi mesi. Ma guardi, entro il 2010 io ritengo che i due caselli saranno completati, quindi di fatto la funzionalità del passante sarà totale.